pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi con noi Maria Giovanna Mura della Proloco di Stintino. Stiamo arrivando, state lì. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci, Maria Giovanna Mura, grazie, eccola qua, Grazie è arrivata a voi. da Stintino, Sì. è arrivata proprio oggi, com'è? Tutto bene? Là? Un po' di vento? Beh, un pochino. È sempre uno Il vento spettacolo. nasce lì, quindi. Bella, Sì. bella questa frase, sempre uno spettacolo insomma. Sempre uno spettacolo. Allora, Maria Giovanna Mura fa parte della Proloco di Stintino, con Sì. tanti altri collaboratori che poi li citeremo anche perché vanno citati, grande lavoro in un paese, in un luogo che è il fulcro dell'estate per tantissimi turisti. Com'è andata questa Nel estate? turismo è stata una bella stagione, abbiamo avuto tantissime presenze, la spiaggia della Perosa sempre bellissima, sempre molto gettonata, diciamo così, tante presenze, tanta gente, tanti spettacoli. Certo. Con un buon riscontro di persone, di Un buon pubblico, riscontro sì, come sì, ogni assolutamente. anno, insomma, Come ogni anno, Stintino. sì, siamo fortunati. Poi parleremo anche Siamo di altre fortunati. cose, di altre situazioni legate anche alle spiagge di Certo. Stintino e al paese, perché ricordiamolo, c'è anche il borgo da andare a Assolutamente, visitare. Stintino è una perla, è bellissimo. Piccolino, curato, bello. Bello, Sì, bello, certo, bello. tu sei di Stintino comunque ovviamente. No? Io sono di Stintino. Perfetto, senti, oggi parleremo di tantissimi eventi, Sì. primo perché noi abbiamo una trasmissione che parla di eventi, secondo tu li organizzi come Proloco, E noi siamo qui per parlarne. terzo certo. ce ne sono appena stati di importanti e ce ne saranno di altri Di importanti, altri. infatti a Stintino, e qua ti prendo proprio... lo chiedo a te da stintinese, c'è appena stata una festa importantissima la scorsa settimana, è la festa patronale, Sì, si può dire esatto, così? abbiamo di Stintino? avuto, sì, è la festa patronale, la Beata Vergine della Difesa, patrona di Stintino. E domenica scorsa appunto è stato il giorno clou della festa perché si svolge su più giornate. Domenica scorsa c'è stata la festa religiosa molto importante con la nostra stiamo confraternita. vedendo delle immagini, Sì. intanto. Questa è la nostra confraternita. Questa è la confraternita. Sì, che è arrivata dall'Asinara, perché Stintino, ricordiamoci, è nato certo. da 45 famiglie che hanno fondato il paesino di Stintino dopo essere state espropriate dei loro beni dell'Asinara per costruire lì un lazzaretto, in seguito alla colonia penale. Sì. E questa festa spiega un po' come si è sviluppata, come si sviluppa tutti gli anni. Beh, tutti gli anni. Allora, viene eletto un obriere Sì. che si può dire che è il capo di questa confraternita, è lui che organizza la festa, ma soprattutto si occupa di tutti gli eventi religiosi che ci sono in paese, perché tutte le feste religiose principali
vengono accompagnate, diciamo così, dalla nostra confraternita. Quindi l'Obriere organizza i confratelli con il loro vestito per le messe, per tutte le celebrazioni religiose. Sì, lui organizza e tutto il paese si presta per aiutarlo, perché comunque è una festa che negli anni è diventata molto importante, con un pubblico veramente grandissimo. Sì, assolutamente sì. Poi abbiamo visto una parte, insomma, una Santa Messa, e poi c'è anche una processione in mare spettacolare. C'è la processione a mare, dove viene portata la Madonna in processione per ricordare quando quella stessa Madonnina fu portata dall'Asinara a Stintino. Ecco, questa Madonnina qui che abbiamo non è esattamente questa, è più piccolina, è conservata in una teca nella chiesa di Stintino. Ecco. Però per ricordare quanto accaduto allora, nel 1885, viene riportata in processione verso i mari di dentro, nell'insenatura del porto, e viene buttata una corona per ricordare i nostri caduti in mare. Con tutte le barche, Vela Latina, famosissime, di Stintino, spettacolari, le barche Vela Latina, qualsiasi tipo di imbarcazione. Seguono una barca principe, diciamo, che c'è la barca principale, quella più grande, dove c'è la confraternita con la Madonna, con le bandiere ospiti. Quest'anno c'era anche un'altra confraternita ospite di Sorso, che è venuta ad onorare appunto questa Bene, quindi un grande evento, l'abbiamo un attimino rivissuto con le immagini, ringraziamo Costanzo Pilu per queste immagini, però come ho detto prima continuiamo a parlare di eventi, perché già domani, venerdì 13, c'è un grandissimo evento a Stintino, ci saremo anche noi di Sardinian Life con una diretta Facebook per chi non potrà andare in Piazza dei 45, Stintino Guitar Contest. È dallo scorso anno, questa è la seconda edizione dello Stintino Guitar Contest, è una chiamiamola gara musicale per giovani che vogliono intraprendere questa carriera artistica. Ecco, è una gara è una gara under 21, quindi sono tutti ragazzi sotto i 21 anni, giovani, molto giovani. Lo scorso anno ha vinto Giada Moschella. Quest'anno vedremo, perché chi ha partecipato lo scorso anno non può ripartecipare, soprattutto se ha vinto. Ci sono delle regole? Sì, ci sono delle regole ben precise. Ci saranno 5 giudici, tutti esperti di musica, quindi non improvvisati dalla strada, sono tutti esperti di musica che giudicheranno l'operato di questi ragazzi. Ecco, intanto scusami, una cosa molto importante, stiamo vedendo le immagini di Giampiero, perché il contest è dedicato a lui, ricordiamolo agli amici che magari non lo conoscono. Il contest è dedicato a Giampiero Doppio, un nostro amico, compaesano, scomparso 3 anni fa, prematuramente scomparso, ed era un bravissimo musicista. Lui amava la chitarra elettrica tantissimo, e dei suoi amici di Stintino che organizzano questa manifestazione in maniera egregia, impegnandosi da moltissimo tempo prima, e sono Mario Pintus e Pietro Schiaffino. Organizzano dallo scorso anno questa manifestazione, che grazie al contributo del comune, non dimentichiamocelo, perché è una manifestazione che ha un costo anche importante, e grazie al comune di Stintino riusciamo ad organizzare sempre delle cose carine, e a degli sponsor che ci aiutano. E non dimentichiamo la famiglia di Giampiero, che l'anno scorso ci ha donato la chitarra preferita di Giampiero come premio. Quest'anno ha deciso di non si è voluta separare da altri pezzi di Giampiero, e ha deciso di comunque donare una chitarra importante. Mi sembra una Gibson Special, una di quella categoria lì. Adesso non sono un espertissimo di musica, ma chi lo è insomma, saprà di cosa stiamo parlando. È un gran bell'oggetto. Sì, è un bell'oggetto, e quella è la famiglia di Giampiero, con alcuni sponsor che permettono di avere questo premio, che è il primo premio. Poi ci sono altri premi anche. Altri premi per... Sì, c'è il secondo premio, che sono 10 lezioni di chitarra, tutto improntato sulla musica. Improntato benissimo. E il terzo premio è un setup per chitarre offerto dalla liuteria Alchimede, possibile, qua di Sassari. Possibile? Sì, ok. Sono sicura. Sei sicura? Perfetto. Chiaramente è possibile. No. Senti,
Quindi ci sono circa 10, se non sbaglio, artisti. Sono 10 ragazzi, sì. Tutta musica, insomma, bellissima, perché ho visto che cantano poi delle canzoni molto famose, sì, quindi sì, si sì. dilettano in quello. Esatto. Inizio ore 20 circa. Ore 20, sì, Quindi- cercheremo di finire il più presto possibile perché c'è qualcuno che non ha raggiunto la maggiore età, per cui è vero, dobbiamo entro la finire mezzanotte, sì. entro la Sì, mezzanotte sì, c'è questa assolutamente. legge, è vero, è vero. Quindi ore 20 domani in Piazza dei 45, da sentire dal vivo. Se proprio non potete venire o siete lontani, c'è la diretta Facebook sulla pagina di Sardinia Life e sulla pagina della Proloco di Proloco Stintino. Stintino. Questo tanto per ricordare. Senti, abbiamo parlato di Stintino, mi hai fatto venire un po' di voglia di vedere un po' di immagini, di vedere un po' di territorio, un po' di mare, Perfetto. un po' di paesino, come hai Ma detto guarda, tu, splendido. manco da mezz'ora e già voglio anch'io. Hai già quindi voglia? sì, Esagerazione, ragazzi, questi stintinesi sono Sì, proprio. siamo malati. Avevo già parlato con il presidente della Proloco, Sì, che è tra l'altro tuo fratello Vincenzo. Vincenzo Mura, che aveva proprio detto che se lui non va a farsi un giro ogni tanto in Assolutamente. qualche spiaggia, almeno una volta al giorno, non ogni tanto, già sente la mancanza. E È quindi vero. questa cosa è vera, bene. Sì. Allora godiamoci un po' di immagini di Stintino con il vostro spot della Proloco. Prego la regia, un po' di Stintino. Oh, bellissima Stintino, eh? Bella. Te l'abbiamo fatta rivedere Sì, un meno attimino, male. stai già meglio? Sto molto Sei meglio. un pochino ripresa? Decisamente molto meglio. Questa città caotica che è Sassari, questa metropoli, è già per te già troppo. Senti, allora abbiamo visto le spiagge di Stintino, quest'anno grandi presenze, com'è che sono un po' divisi, tanti italiani, stranieri, cosa hai visto? Allora, dipende dai periodi. Diciamo che maggio e giugno è più per gli stranieri probabilmente, poi luglio-agosto invece la maggior parte po' sono come tutta italiani la e Sardegna, adesso no? stanno ritornando gli stranieri perché comunque c'è ancora il pienone a Stintino. C'è ancora il pienone? Sì, perché Sì, mi sì. ricordo che quelle immagini che stiamo ancora vedendo dello spot le abbiamo girate noi come Sardinia Sì, Life e sì. siamo venuti, se non sbaglio, a fine ottobre o novembre e non Sì. siamo riusciti a trovare la Pelosa completamente libera, No, nonostante l'orario forse del neanche a mattino gennaio presto. si riesce. Quindi sempre è una meta fissa, arrivare lì È una è meta fissa fantastico. che per fortuna l'amministrazione comunale sta Certo. cercando di tutelare perché comunque sì, noi siamo felicissimi di avere tanti turisti, siamo proprio contenti, però c'è da dire che il carico antropico sulla spiaggia della Pelosa sta diventando davvero insostenibile e quindi Sì. devono assolutamente fare delle cose. Ci sono Le stanno già facendo. delle cose, l'abbiamo vista anche in altre interviste, in uno Sì. speciale che avevamo fatto su Stintino, avevamo parlato anche con l'assessore al turismo, Sì. quindi ci sono già delle cose in atto Assolutamente sì. da subito. Poi un grosso progetto che verrà fatto più avanti, Sì, ma incredibile, quello deve essere una cosa. quello sarà veramente incredibile, si parla del 2020 per Sì. la chiusura della strada e lo smantellamento della strada Smantellamento, che passa una sulla sorta di spiaggia. palafitta con mezzi ecologici Praticamente sì, sopra, una cosa praticamente sì. fantastica. Per adesso hanno istituito il divieto di fumo sulla spiaggia Sì, della Pelosa, sì. è importantissimo perché la spiaggia adesso è pulita, comunque sia è Lo pulita. rimettiamo dopo, il Ok. cappuccio del microfono, non c'è problema. E poi l'utilizzo delle stuoie. Quindi Una ricordami, stuoia- c'erano dei punti fumo ma non ci sono più, adesso Ci è sono proprio delle vietato? zone fumatori, no, ci sono delle zone fumatori, Sì? c'è da dire che tutte le persone che vanno Ok. sulla spiaggia della Pelosa, tutte, diciamo il 95% delle persone comunque hanno a cuore la tutela dell'ambiente Bene. e non fanno la minima piega per andare a fumare o sulla strada o nelle aree Benissimo, fumatori. benissimo. Questo vale anche per le stuoie. Hanno abbracciato il nostro progetto in tantissimi. Mentre qualcuno, so che la polizia, Baraccelli, l'hanno pizzicato col solito discorso Sì. sabbia e sassolini Sì, dalle saline. assolutamente sì, assolutamente. Purtroppo sta moda continua. Purtroppo sì. Diciamo che magari qualcuno non lo sa, non si rende conto e vuole portare via un ricordo, ma se 5.000 persone al giorno portassero via mezzo chilo di sabbia ogni volta. I ricordini sono nei negozietti Nei negozi. bellissimi di Stintino, Sì. si entra in un negozietto e si porta a casa il ricordino, la spiaggia, la sabbia della Pelosa, i sassolini I mitici sassolini. delle Saline, Saline. altra grandissima spiaggia, rimangono lì, grazie. Assolutamente. Solo le foto dei bei selfie, li ho fatti anch'io, ho fatto le foto Certo. ai miei amici e mio fratello in acqua, così posti splendidi. Bene, senti, continuiamo un attimino a parlare di qualche evento del weekend, usciamo un Ok. attimo da Stintino perché andiamo anche questa settimana, questo weekend
weekend dal 13 al 15 settembre a Ozieri c'è la sagra della Beata Vergine del Rimedio, quindi è un fitto programma, ecco il cartello di eventi religiosi e civili, 3 giornate in onore della Beata Vergine. Per saperne di più c'è una pagina Facebook, vado a leggere la pagina Facebook dell'associazione Società Beata Vergine del Rimedio, se la scrivete così la trovate, ci sono tutte le informazioni. Poi ancora a Villa Puzzu Lagune Aperte, torniamo a parlare un po' di mare, di acqua salmastra più che altro in questo caso. Ecco qui il 14 settembre Villa Puzzu Lagune Aperte è un evento che sposa la gastronomia, musica e cultura e ha come obiettivo quello di valorizzare i compendi lagunari, il prodotto ittico locale e il mestiere del pescatore. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook Flag Sardegna Orientale, ok? Ci siamo detti tutti? Perfetto. Adesso ritorniamo con Stintino, però tra poco un pochino di pubblicità e poi ancora qui andiamo a vedere gli eventi, quelli della Proloco, quelli succosi. Pubblicità. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Eccoci ancora qui con Maria Giovanna Mura, Proloco di Stintino. Tutto bene? Tutto Ti è già benissimo. tornata voglia di tornare a Stintino? Ti faccio rivedere 2 immagini. Riguardiamo le immagini? No? Ok. Posso resistere. Senti, però parliamo di Stintino e parliamo dei vostri eventi, perché voi siete una grande macchina organizzativa, tanti elementi, tante persone che lavorano sodo Sì. e avete fondamentalmente, se non sbaglio, 2 eventi top che organizzate voi durante l'anno. Sì, esatto, i nostri eventi sono quello della Sagra del Pesce Sì. di giugno e la Sagra del Tonno a luglio. A luglio, quindi sono divisi, le 2 dedicati al manifestazioni pesce, dedicate proprio a al Stintino, pesce, fantastico, assolutamente. ragazzi. Ecco qua qualche assolutamente sì. immagine, questa è la Sagra del Tonno. Questa è la Sagra ecco del Vincenzo Tonno. alle prese con Vincenzo e Pierpaolo. Vincenzo a sinistra e Pierpaolo a destra. Sì, ecco sì, qua. sì, con il nostro Via, magnifico va che tonno. grigliate, Sì, ragazzi. sì, sì, fantastiche grigliate, bella gente. Piazza dei 45 che è sempre uno Sempre spot, gremito, sì, sì, e sì, poi ecco qua Note d'autore, qua Note abbiamo visto d'autore, Gabriele l'accompagna- Masale, via. Sì, esatto, con Giulio Martinetti. Giulio Martinetti presenterà anche lo Stintino Guitar Contest Di domani sera, perfetto, eccolo sì, qua, sì. eccolo qua. È un amico di Stintino da sempre, quindi Bene, sì, molto bene. organizza tante cose anche lui a Stintino. E cosa fate? Cosa Sì. fate? Allora, la Allora, noi Sagra siamo- del Pesce sì, come la sì, organizzate? sì, beh, come tutte le Proloco Sì. ci dedichiamo a creare degli eventi partendo dalle tradizioni del posto. Certo. Siamo più che altro, più che soci, noi siamo un gruppo di amici in realtà, siamo un gruppo di amici e lavoriamo sodo, perché comunque sì, da prima bisogna organizzare tutta la parte burocratica che è tanta, sta diventando sempre più impegnativo, ma questo per tutte le Proloco, perché comunque con i vari decreto Gabrielli, quindi Sì, tanti piani certo. di sicurezza, tante cose non si riesce più ad Sono organizzarle, a state farle. delle regole belle, Ci sono delle regole rigide, vero? molto, moltissimo, infatti tanti piccoli eventi che facevamo siamo stati obbligati, tra virgolette, a ridimensionarli, perché essendo appunto un'associazione no profit, noi siamo tutti volontari, per cui dedichiamo il nostro tempo gratuitamente per poter organizzare queste manifestazioni.
Quindi avere anche una responsabilità, nonostante si fa solo per amore del nostro Certo. paese e perché siamo un gruppo di amici e hanno voglia di divertirsi anche così. Quindi Sagra del Pesce, Sagra Sagra del del Tonno, Tonno. simili nelle organizzazioni? Simili o- nell'organizzazione, diverse solo per il tipo di musica, quella del pesce molto più, come dire, gioiosa, giocosa. Ci sono un concerto fondamentalmente? Assolutamente sì, si fa ballare, quella del Si fa tonno, ballare, sì, sì. sì. Quella del tonno, tradizione che ricorda la nostra tonnara, una volta Certo. c'erano le tonnare a Stintino, quindi abbiamo cercato di ripercorrere quella strada, e Note d'autore accompagna sempre la Sagra del Tonno ed è una manifestazione un po' più, se vogliamo dire, culturale, Sì. però divertente, carina. Certo, Sì, certo. Non, sì, non sì. si balla, ma si ascolta dell'ottima Dell'ottima musica d'autore. assolutamente proprio, sì, quindi- assolutamente sì. Perfetto, quindi vabbè, dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Sono state Per appena queste due fatte. manifestazioni sì, però adesso abbiamo domani lo Stintino Guitar Contest e poi sabato un'altra piccola Sagra del Pesce. Sabato un'altra piccola Sagra del Pesce, perché le rientra in feste quel patronali, discorso sì. della festa patronale, Sì, esatto. e quindi ecco, Esatto. ricordo anche questo, quindi anche Sì. sabato qua in diretta lo Sì. ricordiamo, c'è una mini Sagra del Pesce. Una sagra, no, una bella Una sagra, bella Sagra del una Pesce, bella no. Sagra del Pesce Quindi- con una bella serata, e poi il 20 abbiamo anche la Sagra della Pecora a Pozzo San Nicola. Non ci Bene, facciamo allora, mancare io niente. adesso devo segnarmi perché Sì, sì. con le date qua sono un po'. Sì. Io dovrei dire ancora 2 eventi adesso, e con le date sono andato un Certo. po'. Comunque avete sentito, no? Più o meno tutte le date. Però prima degli eventi, una comunicazione di servizio qui a Corte Santa Maria, centro commerciale Sassari. Sandro Ferrone, fuori tutto 70% di buoni motivi per andare a trovare il negozio di Sandro Ferrone. Brooms invece fino al 15/9 irripetibile sconto del 70% su tutta la colorazione primavera-estate. E poi ci saranno anche dei piccoli omaggi per tutti i clienti. Ecco qua, mi metto, ecco qua, non imparo le telecamere, no? Continuiamo a parlare di eventi allora, dopo, bene. ne abbiamo ancora 2 che abbiamo un po' selezionato, andiamo un pochino sulla la birra, ti piace? La buona birra sì. La buona birra artigianale anche non, la bevi un po' tutta? Artigianale. Preferisci solo quella artigianale? Abbiamo avuto qua P3 Browning Company, buono. qua in trasmissione i nostri amici di Petretto, Sassari, sì. che fanno le loro birre Conosco, famose conosco. artigianali. Avrai già assaggiato? Assaggiate. Ecco, perfetto. Quelle sono birre da degustazione, non si sì, beve. quindi si può berne, Sì, perché certo. sono da degustazione. Va bene, invece io sempre qua vicino ti dico il del TC Beer Fest, sabato 14 settembre, è appunto la festa delle birre artigianali, c'è anche una tattoo convention, non so se sei ok. appassionata di tattoo, ecco qua la scheda, il cartello, importante perché il ricavato sarà devoluto all'associazione Per Mattia e ci sarà anche la partecipazione dell'associazione Fiat 500. Andate a vedere, c'è l'evento Facebook che si chiama proprio TC Beer Fest, se volete fare un salto. E poi a Salluri invece Seddori Wine Street, col vino sei sempre messa bene. Diciamo che No, non vuoi sempre per sbilanciarti. degustazione. Sempre per degustazione la nostra Maria Giovanna è un'appassionata anche di vino. È a San Luri questo, eccolo qua, 14 settembre, insomma, la festa del vino in via Carlo Felice, ci sono 9 cantine per le degustazioni, e l'evento, per tutte le informazioni, è il Seddori Wine Street, ok, su Facebook possiamo digitare questo e trovare il tutto. Bene. Noi siamo quasi in conclusione del nostro incontro, una mezz'oretta passata velocissimamente. Velocissima, sì. Abbiamo parlato di tutto, rinnoviamo l'appuntamento di domani, vi Piazza aspettiamo, 45, con lo Stintino Guitar Contest, e poi però per informazioni, qualsiasi cosa, allora voi avete una pagina Facebook, noi abbiamo giusto? la pagina Facebook Proloco Stintino, Ok. oppure Associazione Proloco Stintino, sono 2 pagine comunque collegate, E avete poi anche abbiamo anche un ufficio, l'ufficio operativo, l'ufficio turistico del comune di Stintino, che è gestito dalla Proloco di Stintino ed è in via Sassari 121C.
Sì, Perfetto, quindi è tutto lì. Senti, noi veramente oggi sono anche andato un po' in pala con la scaletta con gli eventi, perché stiamo parlando di un evento e via l'altro, poi tu ti sei aggiunta con, sono giunta con 2 eventi e la pecora e tutto, e stavo Sì. dimenticando uno importante, perché abbiamo un contributo che ha fatto Sardegna Dies. È un evento che ci sarà prossimamente tra Poloaghe e Sassari, ma vediamo tutto, l'intervista alla curatrice, alla direttrice di Girovagando, che è un evento di arti da strada molto molto interessante. Prego la regia, che l'ho un po' impallata, di agevolare il servizio di Girovagando di Sardegna Dies. Grazie. Quest'anno Girovagando, la 22esima edizione, è sviluppato sotto il tema Convivenze, Insurrezioni, Resurrezioni. Convivenze è un tema che ci accompagna da più anni, perché siamo convinti del fatto che è fondamentale cercare di costruire una cittadinanza pacifica, condividere le problematiche della città per risolverle in modo propositivo e positivo, e infatti attraverso l'arte vogliamo dare il nostro contributo. 22 anni di Girovagando all'insegna del ricostruire dei percorsi storici. Portiamo quest'anno di nuovo Teatro Nucleo, che dopo lo spettacolo Fahrenheit, il progetto Fahrenheit del 2009, non è più tornato a Sassari, mentre era una delle compagnie storiche del festival. Le novità sono sicuramente la produzione condivisa con l'associazione Time in Jazz, Babel Migrant Reloaded, che mette insieme la Funky Jazz Orchestra e un gruppo di percussionisti africani per creare una parata multiculturale dove i suoni sono contaminati e che proprio rispecchiano il nostro approccio alla convivenza interculturale. Mentre negli anni passati abbiamo concentrato molte attività sulla parte bassa del centro storico, torniamo in Piazza Italia per creare un percorso che include dall'emiciclo Garibaldi a Piazza Italia sino a Piazza Sant'Antonio e ai giardini, dove domenica faremo il picnic tradizionale in un ambiente accogliente, verde e più sano. Ok, allora Girovagando dal 13 al 15 settembre a Sassari, dal 26 al 29 settembre a Sassari, e tra Ploaghe e Bortigiadas dal 13 al 15 settembre, quindi sarà un evento che poi vi terremo informati. C'è anche una pagina Facebook che è Festival Girovagando per le prime informazioni. Comunque vi terremo informati. Senti Maria, una cosa molto interessante, non sarà un evento, ma è il presepe di Stintino che iniziate a fare, non lo fate direttamente voi, ma no. È una cosa molto molto bella. Allora, il presepe di Stintino è iniziato da un po' di anni, sta sempre crescendo, è un presepe, chiamiamolo itinerante, viene costruito in giro per il paese di Stintino, sono statue a grandezza naturale, non so dirvi il numero esatto delle statue, ma sono davvero tante. Molto bello. Ci tenevo a ricordare questa cosa, perché inizia a dicembre, porta tanta gente. Lo fanno come tutti i presepi che sì, assolutamente. Inizia col giorno 8 il presepe è già pronto, si inizia a prepararlo da novembre, metà novembre, perché comunque le statue sono importanti, bisogna spostarle con delicatezza. C'è chi studia proprio un progettino ben preciso per collocare le statue, dove sistemare la capanna, tutto l'impianto elettrico per le luci. È bellissimo di giorno, ma di notte è proprio suggestivo. È ancora più bello, poi ci sono tutte le luci, certo, anche sulle barche mi sembra di aver visto qualche immagine. Sì, è molto bello, molto suggestivo. Quindi a Stintino si va assolutamente fino a dicembre, fino a Natale, si va sempre. Ok. Adesso posso dirlo, siamo veramente in chiusura, quindi ti ringrazio Maria Giovanna di essere stata con noi. Mille. Salutaci Vincenzo, il presidente, e tutti i membri che salutiamo. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ma prima ovviamente devo ringraziare Chico Pio alle telecamere e Cesare Deonati in regia. Per rivedere la puntata, il nostro sito, si va sul nostro sito www.sardinianlife.it. per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao!
Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.